Eccoci tornati in diretta su Unica Radio, prima abbiamo fatto semplicemente una prova, è tornato a trovarci Edoardo De Montis. Ciao Dodo. Ciao, Oggi parliamo di Sanruga, quinta edizione, però prima di andare a svelare appunto il vasto programma e anche il tema di quest'anno, che è veramente molto bello, quindi ci dovremmo assolutamente soffermare su questo, vorrei che mi raccontassi dove stai vivendo in questo momento, in quale parte, cioè, se io prendo il mappamondo, in che zona del mondo? In poco tempo, perché vorrei dedicare il tempo al Ok. festival, quindi dove sto vivendo? In giro. In giro con la compagnia, col nostro circo, con la nostra tenda, andiamo in giro per tutta l'Europa e quindi sto vivendo il nomadismo in questo periodo. Chiuso. C'è stato un periodo in cui io e te ci incontravamo soprattutto in aeroporto, ti ricordi? Io continuo, tu non lo so. Io non ti no, vedo ultimamente no, però è stato bello perché veramente c'è stato un periodo in cui ci si beccava negli aeroporti e significava che si stava viaggiando, tu hai continuato. Sì. Come hai detto appunto, quinta edizione quest'anno di Sanruga, Dai. è partita come un sogno e sta pian piano diventando una realtà sempre più consolidata. 19-21 ottobre. Venerdì, sabato e domenica. Per la prima volta anche la domenica. E per la prima volta abbraccerà anche dei nuovi luoghi. Eh sì, tutto il corso Vittorio Emanuele quest'anno sarà coinvolto nella manifestazione, tutto il corso pedonale. Quindi avevamo già sperimentato 2 anni fa la nuova parte perché solo l'inizio, ti ricordi, era aperto, era chiuso al traffico. E da quest'anno invece siamo diventati grandi. E ce lo siamo presi tutto perché abbiamo tante compagnie, tanti spettacoli tutto il giorno e tanto pubblico gli altri anni e quindi ci siamo detti se c'è di nuovo questa risposta non sappiamo dove mettere le persone, vogliamo che tutte le persone possano godere degli spettacoli e l'anno scorso non tutti riuscivano ad avere una visione come piace a noi, no? Godere dello spettacolo, sedersi, ridere, e quindi abbiamo più spettacoli e più piazze da offrire al pubblico, quindi insomma. Da quanto ci state lavorando? Da 2 giorni dopo l'edizione del 2017, è un lavoro continuo che si fa durante l'anno, tutti siamo impegnati in altri progetti ovviamente. Facciamo Sanruga per il piacere di farlo, è il nostro volontariato per la città di Cagliari. Chi c'è nel cuore dell'organizzazione di questo C'è Mirko Ariu, Maura Fois, Silvia, che salutiamo, Silvia Francirè, il cuore, e poi tantissimi amici che nei giorni, insomma, di fuoco, l'ultima settimana arrivano a darci sostegno totale. Ado, Roby, grandi. E poi soprattutto possiamo iniziare da un ringraziamento anticipato. Quello che vuoi. Ringraziamento a tutti i volontari che incontreremo, tra l'altro stanotte. Come li avete... In questi anni tanta gente si è avvicinata al festival e ci dice vogliamo far parte in qualche modo, vogliamo aiutare, c'è qualcosa che posso fare, e noi prendiamo il nominativo e li chiamiamo prima del festival e diciamo faremo una riunione che sarà stasera, tra l'altro alle 8. Questo significa che se ci sono dei nuovi qualcuno che volontari proprio non si sapeva. cioè stasera per caso alle 8 8 in via Azzuni, in via Azzuni c'è la riunione dei volontari per Sanruga. Esatto. E quindi grazie, perché grazie ai volontari che possiamo davvero fare tutto questo lavoro durante i giorni del festival, avere così tanti punti spettacolo. Questo vuol dire tanta gente che ci aiuta nella gestione della giornata, da controllare le piazze, da aiutarci a trasportare le cose, da stare all'info point, dare informazioni. C'è tutto un lavoro dietro che senza i volontari non potremo fare, quindi grazie e grazie per 5, Grazie, perché grazie. è la quinta edizione, ok. quindi ringrazio ogni anno per... E poi siccome dopo 2 giorni si penserà già alla sesta, Sì, grazie. grazie in anticipo anche per una cosa per volta mi viene l'ansia. Allora, tema di quest'anno, io sono rimasto piacevolmente sorpreso prima mentre ne discutevamo nel fuori onda, era appunto Nottimasta, cioè Sì.
Allora, per chi non lo capisse, perché non capisce il sardo, perché non è sardo, oppure perché non ha avuto modo comunque di utilizzarlo, io l'ho utilizzato molte volte, no? Sì? Sì, me lo diceva anche mio nonno. Quando andavamo a pescare, andavamo negli scogli, diceva no ti masta sighi. Però in quel caso era non temere, Sì. non temere che però può essere declinato sotto diversi punti di vista. Esatto. Andiamo proprio a leggere quello che poi è il concept del festival quest'anno, che appunto è scritto da Mirko Sì. Ariu, e quindi io mi farò Mirko Ariu in questo momento. Mi autorizzi? Vai. Mi aiuti poi qualora magari spieghiamo qualcosa insieme. No timasta è l'unico modo per riuscirci, qualsiasi cosa voglia fare. La prima pedalata in bici, provarci con la persona che ti piace, andare a vivere da solo, fare un viaggio, crescere un figlio, scalare una montagna, affrontare il mare, migrare verso terre lontane, accogliere da terre lontane. Non ti basta di emozionarti, di applaudire, di urlare, di porgere la mano, aiutare, accettare di essere aiutato o semplicemente di essere chi sei. Non ti basta di dire quel che pensi, di ascoltare il cuore, di difendere con tutte le forze ciò che ti sussurra. Non ti basta di sognare. Del resto, tutto gira intorno ai sogni, alle paure che ci infondono e al coraggio che occorre per realizzarli. No timasta. Ci ho rivisto tanto anche della mia vita e anche di quello che insomma bisognerebbe fare. Non temere. Sì. Anche di avere il coraggio di organizzare Sarruga. Sì, un po' per tutti. Cioè, diciamo che è un tema che ve lo state anche dicendo voi nel mentre. L'anno scorso ti ricordi il titolo? Era Arrangiadi. Arrangiadi, ma 2 anni fa era Pensendi a Crasi. Noi ci siamo dentro sempre. Mirko. Ed è bello che siano in sardo questi nomi, anche perché continuo a sostenere, poi non solo io chiaramente, ma anche io sostengo che ci sono delle cose che se dette in sardo funzionano di più. Cioè, pensando a Crasi, ricorda quello dell'anno scorso? Arrangiadi, cioè non è semplicemente arrangiati, ma significa fai in modo di organizzarti affinché tu possa ripartire, cioè arrangiati, cioè no team sta ma poi si può formare, ma ci sarà la frase, un'edizione con la frase decima edizione pensate a Crasi, arrangiati e no team sta, sì. Cioè ci stanno comunque e appunto no team sta, come ti dicevo, a me lo diceva mio nonno, che saluto perché adesso ci sta sicuramente guardando da lassù, però appunto in sardo assume un altro significato, non è non temere, è è diverso. Più un coraggio, no? Sì. Dire, dai, su. Sì, dai, su, ci sono. ci sono. Parliamo anche del programma, che è veramente articolatissimo. Cioè, infatti, puoi dire che cosa ho detto io prima appena ho visto il programma? Esattamente le parole? No, più o meno. Il concetto è wow. Proprio wow. Sì, il concetto è... Allora, un programma che partirà appunto da venerdì 19 ottobre, finisce domenica 21, ma c'è tutta una serie di appuntamenti. Per esempio, da venerdì si parte dalle 17:30. Vorrei che, insomma, viene veramente difficile raccontarlo tutto, però andiamo a grandi linee, Dodo, e cerchiamo di... Allora, gli spettacoli sono davvero vari. La programmazione quest'anno è molto, offre davvero tanto, e si va dallo spettacolo classico di strada del giocoliere che arriva con la valigia e intrattiene, no? il coro, il cerchio, così, a spettacoli con strutture, quindi con trapezio, a un funambolo che ha una struttura su cui cammina sul filo, spettacoli in trio di clown, molta musica. Quest'anno ci sarà molta musica, quindi anche tu potrai godere ancora di più. C'è One Man Band, c'è un nuovo progetto di trampolieri steampunk, ci sono altri trampolieri che faranno da traghettatori per indicare alle persone gli orari, dare i programmi, insomma, da infopoint su gambe, insomma, di legno. Infopoint su trampoli. Cioè l'infopoint lo trovi lì. Sì, lo puoi indicare. Ci saranno anche gli infopoint dove poter prendere il programma. Vi invitiamo a venire dal pomeriggio e di arrivare all'ora dello spettacolo
qualche minuto prima, un quarto d'ora prima, per poter dire ok, questo me lo guardo come si deve. Come al solito premettiamo appunto che non c'è un biglietto. No, gli spettacoli sono tutti gratuiti, ci sarà, in quanto festival di strada, il cappello finale alla fine dello spettacolo che va direttamente all'artista. Grazie anche a questo possiamo chiamare tutti questi artisti che sono quasi tutti i nostri amici, ma adesso con conosciuti in giro per il mondo. Questa questione un po' della nuova finanziaria, si devono dichiarare questi soldi nel cappello? Ok, poi continuiamo il programma. Il programma prevede varie cose, dai, continua. Allora, cioè, per esempio, la cosa che mi colpisce maggiormente, poi ti ho chiesto di fare una carrellata rispetto ai nomi, anche perché non vorrei nominarne qualcuno e scontentare qualcuno. È davvero... Però è veramente interessante proprio anche già la scelta dei nomi. Sì. Proviamo, cioè incredibilmente Nico, cioè Royal Circus Ostrica. Ostrica, che è un'orchestra, però sì, è l'orchestra Celerini Clown. I Celerini Clown, tra l'altro, sono i nostri amici che vengono ogni anno a fare le forze del disordine. Ok, sono vestiti da vigili e dovrebbero aiutarci a indirizzare le persone e fanno un casino, insomma. Ci sono anche quest'anno. Allora, quindi vammi a spiegare un po' meglio, non toccare lì come ti ho detto prima. Raccontami un po' che cosa succede. Raccontiamo a grandi linee la giornata di venerdì, sabato e domenica. Allora, abbiamo dalle 5:30, il primo spettacolo alle 5:30, quindi invitiamo a frequentare il quartiere già qualche minuto prima, con una mezz'ora prima, iniziare a fare iniziare a saporare l'atmosfera del festival. Alle 5:30 inizia il primo spettacolo e poi ogni mezz'ora ci saranno spettacoli, anche 5 alla volta, 4 alla volta, perché saranno diffusi e anche in contemporanea. Ci saranno spettacoli nella parte alta di Stampace, nello stesso momento nella parte bassa, e da lì fino alle 23 si va avanti. Ci sarà l'orchestra del Circo Panico, i nostri amici che sono adesso montati con un tendone da circo a San Sperate, verranno quasi tutti a fare il festival insieme a noi, e l'orchestra del Circo Panico chiuderà, diciamo, la giornata sia di venerdì che di sabato, vicino, insomma, a fare un po' di festa insieme, non fino a tardi, perché poi anche i residenti devono dormire e il giorno dopo siamo di nuovo lì, quindi anche grazie ai residenti che ci sopportano per questi 3 giorni. E che dire, domenica, questa è una cosa molto importante. Domenica è la prima volta che quest'anno inseriamo il gala, anziché il sabato sera, la domenica. Perché si va a chiusura? Perché chiudiamo, sì, facciamo solamente il gala alle ore 17, mentre tutti gli altri anni chiudevamo con il gala dei saluti finali, che quest'anno si chiama Asibiri. Lo facevamo il sabato sera, ma la quantità di persone che si concentrava nella piazza di fronte alla chiesa di Sant'Anna, in quella scalinata, che è una bellissima foto che gira tutta l'Europa, che tutti gli artisti vedono e vogliono venire anche per questo, per essere lì. Speriamo di riproporla però la domenica, un po' più sereni, perché senza spingere, forse riusciamo tutti a essere più tranquilli, perché noi arrivavamo al momento del gala che la gente era già seduta da un'ora e tutti gli altri arrivavano e iniziavano a spingere, non tutti vedevano, e per noi era un po'... era quindi bello. Sarà una foto che quest'anno viene organizzata meglio. Sì, quest'anno abbiamo preferito finire con gli spettacoli il sabato e poi la domenica fare solo il gala dei saluti finali. Se volete salutare tutti gli artisti tutti insieme, vi invitiamo domenica 21 ottobre dalle 5 alle 7. Questo è l'orario del gala finale. Ok, mi sa che ci hai detto un po' tutto. Ho detto un po' tutto. Però per venire qui hai sfidato la pioggia. Sì, sono fradicio. Sei fradicio, cioè non...
raccontiamo anche magari qualche particolarità del festival di quest'anno, nel senso, c'è qualche aneddoto legato anche a qualcuno che ci è voluto essere a tutti i costi, che hai incontrato anche in giro per il mondo, perché immagino che nel tuo vagare per il mondo e viaggiare per i tanti paesi, ci sono tu parli tanti... di Sarruga. Certo, ma loro parlano di me. Ah, ok! Noi abbiamo ancora più amici da quando siamo... Ok. Perché no, davvero tanti artisti vogliono venire. Quanti festival qua. ci sono di questo genere in giro per il Tanti, mondo? tanti. Ma proprio così, con questa formula? Con questa formula, sì, dai, anche in Italia in questi anni, nonostante le varie leggi impossibili che ci hanno messo per la sicurezza, A proposito, possiamo vedere che molti... come si fa? Come si fa con quello? ce la stiamo facendo. L'anno scorso ci siamo scontrati con tantissime difficoltà che abbiamo prevenuto quest'anno e quindi ci siamo trovati un po' più pronti, diciamo. Però c'è da dire che l'anno scorso si era anche abbastanza nuovi rispetto a tutte le nuove regole. Quest'anno quindi... abbiamo trovato, insomma, una cosa un po' più veloce, perché noi sapevamo come chiedere le cose e come fare le cose, e anche chi ci deve dare risposte tutti i mesi prima sapeva già un po' di più. L'anno scorso era davvero una novità. Il quartiere di Stampace si è affezionato a questo festival? Il quartiere di Stampace, tanti si sono affezionati e quando ci rivedono in quartiere dicono sono tornati. Ok. E voi rispondete noti, basta. L'abbiamo fatto per i residenti, in realtà, noti, basta. Sì, cioè, dai, diciamo che sono più quelli che si stanno affezionando al festival di quelli che insomma si lamentano per il parcheggio, diciamo, sotto ok. casa. Vabbè, ma tanto è ristretto. Però è davvero 2 giorni. E poi chi vive già in centro già deve fare i conti con il parcheggio. Infatti vi invitiamo a venire al festival usando i mezzi pubblici, vi prego, non intasiamo il centro, arrivate prima. Questa trasmissione è sponsorizzata da... No, vabbè, no. No, però davvero i mezzi pubblici... Mezzi pubblici però utilizziamoli, sì. In generale dovrebbero essere utilizzati. Sì. No, in giornate come queste viene un po' male. Ma non sarà bellissimo. Sei venuto con i mezzi pubblici oggi? Sono venuto a piedi, con l'ombrello. Con i piedi con l'ombrello, ma non sarà il caso del festival perché sarà bellissimo e quindi potete venire mai in bicicletta. mai parlare di meteo, dai, no? Mai parlare, sarà bellissimo. Non ne stiamo parlando. Ricordiamo un po' di partner, anche di sponsor che sono importanti. Gli sponsor sono tanti perché insomma anche i commercianti del quartiere ci danno una mano a poco, si affezionano anche loro a noi e quindi non possiamo, ovviamente nella brochure che diamo non possiamo mettere tutti però i sul loghi, sito ci però sono. sul sito stiamo caricando ogni giorno tutti i partner anche perché il sito diventa poi la casa virtuale del festival. Sì. Cioè uno si orienta e può guardare, cioè se non dovesse trovare gli info point su Trampoli, esatto, no, c'è tutto sul sito, si può scaricare il programma dal sito e si può entrare attraverso la pagina artisti in ogni pagina di ogni artista, cioè si può cliccare sull'artista e si entra se si è curiosi, così uno si fa un po' il piano di cosa andare a vedere. Noi consigliamo di fare il piano per vedere tutti gli spettacoli, però insomma anche 2 birrette ce le vorremmo bene, sì, cioè, insomma, assolutamente sì. Quindi scegliete e godetevela, insomma. Qualcosa in particolare, come ti ho chiesto prima, di interessante, di originale? Cioè, perché davvero parlare di un progetto originale in mezzo a qualcosa che è completamente originale, sono tutti matti. Cioè, in realtà sono tutti matti. Quindi fammi vedere di nuovo tutta la... No, una bella... Scusate, però ogni tanto... Sì, no, ma noi poi ce le abbiamo a casa tutti. Io ne metto 3 a casa mia e me ne vado di casa, devo andare a vivere. Allora, devo raccontare un attimo. Io avevo degli amici che stavano in un appartamento dove hai abitato tu. No, questo no. Quindi cosa è successo? Che nel corso Oh, che nel bagno, cioè un giorno mi è capitato di andare in bagno e cioè, ognuno quando va in bagno, non so, ha le sue
regole, che magari se non hai niente ti guardi il bugiardino di qualcosa, gli ingredienti del detergente intimo. Cioè, adesso io credo che questo sia un argomento difficile per tutti, ma tutti comunque in qualche modo devono svolgere le proprie funzioni. Invece in quel bagno c'era un libro che si chiama Il Sancane. Davvero sei stato nel bagno? Allora, ho iniziato a sfogliare Il Sancane e poi mi sono comprato, cioè subito dopo mi sono comprato Il Sancane 1 e Il Sancane 2. Certo. Ma questi amici mi sentivano ridere come, cioè dicevano che cazzo sta succedendo, e in realtà era perché mi sono imbattuto in questo libro. Ho detto anche una parolaccia, beep, però cioè, è qualcosa di surreale, invece ti rendi conto che appartiene a quel mondo lì. E la metà di quelle persone sono circensi, sono stati circensi. Cioè, è incredibile. Cioè, il Sancane 1 ha un capitolo intero dedicato proprio a gente del circo. Che Simone Amicucci? Sì, dovrebbe essere adesso Amicucci. Vogliamo fare gaff sul... Però sul comunque noi salutiamo anche chi ha scritto il Sancane, che ha avuto questa geniale idea. Sì. Perché è veramente Sì, un sì, libro... Secondo me non deve mancare a nessuno in generale, anche perché è un approccio alla vita. Ma quindi... è proprio quando pensi di non potercela fare, sfogli quello e vedi che c'è gente che ha provato a fare cose... soprattutto i primi che hanno sperimentato i paracadute. Sì, ma anche chi si buttava con dei barili dalle cascate del Niagara. Cioè, ci sono diverse cose. Sì. Torniamo appunto a quello che tu stavi dicendo, se non parliamo del Sancane, che bisogna, che a volte ci si trova poi a ospitare certo. personaggi, tu Kurt, a tutto tondo personaggi, proprio perché nel loro modo di vivere la vita, perché è proprio una filosofia questa. Immagino anche tu, frequentando i circhi, avrai un modo, hai sviluppato un modo tutto tuo di vivere, cioè se perdi un aereo non è un problema. Se perdi un aereo se devi dormire in aeroporto, vabbè, non è piacevole, ma il brutto è quando ti muovi on the road, no? Con i furgoni e i furgoni col circo dietro, quello è molto più lungo. Gli aerei in realtà sono perché si va a una velocità sostenuta. Sì. Vai per strada con i camion, ti porti il circo, devi prevedere il viaggio, devi prevedere gli imprevisti, devi prevedere il montaggio, devi prevedere poi il giorno in cui le mani non ti si chiudono per il montaggio, e poi dopo fai il giocoliere, fai tutto. Cioè, vabbè, è un mondo completo. Diciamo che non hai bisogno di andare in palestra. No, infatti. Ci saluta Nicola Iba. Ciao Nicola. Ciao Nicola. Tornando poi a questi ospiti, abbiamo un circo di amici nostri cuginetti, è il Circo Panico. In questo momento è montato a San Sperate, sta facendo spettacoli a San Sperate. Per i giorni del festival, venerdì, sabato e domenica chiude e vengono tutti. Quindi come si chiude un circo? Cioè, si chiude così. C'è una serratura, no? Certo, tripla mandata. C'è la tripla culisse. mandata. Ok. Ma è un circo senza animali? Certo, sì. Cioè, loro hanno scelto questo modo di fare spettacolo. A Saruga non ci sarà nessun animale? Ma aspetta, c'è uno che... No, nessuno. No? Ah, ok. Stavo pensando chi è più simile a un animale, ma... No, nessun animale, ma insomma... C'è tanto da fare anche senza gli animali. Sono perfettamente d'accordo. Sì. Allora, direi che abbiamo detto un po' tutto rispetto a Saruga di quest'anno. Ti do ancora qualche secondo per fare... Niente, va bene così. Tutte le informazioni le trovate su www.sarugafestival.com. Lì appunto cliccandoci potete accedere alle diverse sezioni del sito, dove c'è il programma, ci sono i partner, c'è anche il concept, il tema di quest'anno, che è Notimasta, quindi lo potete ritrovare lì. Comunque ve lo mettiamo anche noi in descrizione. Grazie Edoardo De Montis per essere venuto da noi. Vi ricordiamo l'appuntamento con Saruga a Cagliari dal 19 al 21 ottobre, Stampace e Corso Vittorio Emanuele quest'anno. Siamo tutti curiosissimi, non mi resta che dirvi ci vediamo a Saruga, perché io ci sarò. Voi? Ciao Dodo. Ciao.